Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, siamo su Football Manager 19 appena uscito e raga vi spiego la situation. Allora, ho registrato una live su Twitch, adesso ragazzi, per esempio Football Manager Euro Truck Simulator e penso che Flight Simulator a livello di live ci spostiamo su Twitch, mentre Zoccolo Duro, altre robe rimarranno su YouTube. Allora, spieghiamo un attimo la cosa. Adesso io vi lascio sotto in descrizione a questo video il link di Twitch, se avete voglia iscrivetevi. E niente, siamo partiti senza squadra, senza editor, senza proprio carriera extreme da professionista. Siamo partiti senza squadra, siamo ritrovati fino ai primi di novembre senza squadra. Ecco, dal prossimo video caricherò la live, non lo posso caricare perché certe canzoni, io pensavo, mi avevano detto che Twitch era contro, c'erano, come si dice, il discorso di copyright, c'erano problemi rispetto a YouTube, invece anche Twitch ha dei problemi e certe canzoni me le ha segnalate da come copyright e allora a sto punto aspetto il prossimo video che non metto le canzoni, o metto solo quelle che sono tranquillo con i copyright e carico direttamente la live. Adesso faccio questo video introduttivo dove insomma spiego un attimo cosa è successo. Praticamente fino a novembre non sono arrivate opportunità, poi la Lucchese era ultima in classifica ragazzi, 20ª. Ho visto che l'incarico era traballante, allora cosa ho fatto? Ho fatto una richiesta di incarico e il presidente della Lucchese mi ha fatto un colloquio, ho accettato la proposta, lui mi ha detto guarda va bene, come sei un figo ti vogliamo alla Lucchese, e io ho accettato e quando ho preso la Lucchese 8 punti in classifica, ultimissima, 20ª. Guardate ragazzi, ho fatto, no perché veramente 5 partite, abbiamo cominciato, aspetta un attimo, allora, con la Carrarese, 0-0 con la Carrarese, 1-0 col Siena, la Carrarese è la seconda in classifica, il Siena quinto, 2-0 col Pro Piacenza e 0-0 col Novara, non ho preso nessun gol in 5 partite, cioè in 4 scusatemi, e ho fatto la bellezza di 1, 4, 7, 8 punti. E cioè, loro in 10 partite hanno fatti 8, io in 4, 8. Cioè, sinceramente, veramente un bel risultato. Non ho chiaramente comprato nessuno perché il mercato è chiuso. Questa è la formazione, è una squadra che insomma gioca sempre sulle fasce, la sto allenando sulle fasce perché adesso ho visto con gli allenamenti settimanali è fatta veramente bene, adesso faccio vedere. La nostra stella è Lombardo che ha fatto già 3 gol e 2 assist, è l'unico che veramente fa tutto. Gli allenamenti se sono così, questa settimana sto allenando la squadra in fase offensiva che vedo che ha un po' di problemi comunque, per il momento la difesa non la tocco visto che insomma 0 gol in 4 partite non è male. Ed è bello perché insomma poi un attimo calendario allenamenti, puoi programmare tutto. No, scusate, aspetta un attimo. Programmazione. Tipo il prossimo mese mi metto di nuovo, gioca sulle fasce e alleno la squadra bene a giocare sulle fasce, visto che è il mio, come si dice, la mia tattica. La squadra ho visto che ha problemi come mercato sulle fasce, infatti solo Bortolussi e De Feo, quindi devo comprare almeno un'altra ala a destra, un'altra ala a sinistra e se possibile un attaccante. Il budget chiaramente è minimo, 140.000 euro, 1,4 per gli ingaggi. E niente, è bellissimo giocare in modalità extreme, quindi ecco i video, le live saranno su Twitch, poi da Twitch carico la live su YouTube, così insomma si può vedere anche su YouTube la live che ho fatto su Twitch, però io lascio il link, ripeto, sotto sto video in descrizione, se avete voglia di passare anche là, tanto YouTube chiaramente rimarrà sempre il centro principale, però certe live voglio provarle su Twitch per curiosità, visto che ho visto tanta gente spostarsi, sono curioso, ecco, tanto adesso ho visto che avevamo 209 iscritti già, quindi neanche malissimo. Se vi fa piacere, se avete voglia, volentieri, anche perché eh, portare Football Manager così, cioè bello, competitivo, è stata una sofferenza. Dai, purtroppo non posso caricarla perché, ripeto, c'è questo problema che certe canzoni comunque, mi su Pink Floyd, Genesis, Queen, io mi sono buttato, invece qualche copyright c'è anche su Twitch purtroppo, e allora evito di caricare come si dice, la live che non si sa mai. E niente, che altro possiamo dire? Vabbè, acquisti abbiamo detto 0. Ripeto, il nostro giocatore in questo momento migliore è Mattia Lombardo, mediano della Lucchese, ha fatto veramente, cioè, 3 gol devastanti, perché cioè, sinceramente non me l'aspettavo.
ed è il miglior giocatore in questo momento in assoluto, proprio per distacco rispetto agli altri. Sta già anche un po' migliorando, vedi che ne stanno anche migliorando. Ripeto, non c'è reddito per nessuna cosa, proprio per niente, non l'ho ancora comprato, in realtà proprio zero. E niente, così è molto bello. La cosa bella è stata veramente che fino a novembre non c'era una squadra, ho provato Real Madrid subito perché era senza squadra, ma mi ha rifiutato chiaramente. Allegri è andato alla Real Madrid, si è liberato la Juve ma non potevo, e ragazzi adesso le squadre che poi diciamo ambire sono queste, ecco. Ora adesso andiamo un attimo qua, Ome, questo è il mio profilo, guardate che bell'uomo, sono un bellissimo uomo. La reputazione purtroppo chiaramente è bassa, ho scelto patentino C continentale, così per partire diciamo a reale, che non posso partire subito col patentino massimo, cioè secondo me non ha senso. E come giocatore nazionale, cioè ex giocatore del Venezia, che dopo una parentesi del Venezia ha deciso a 30 anni di appendere le scarpettine al chiodo e tentare la strada da allenatore. Come bravura siamo attacco 15, tattica 15, sono forte coi giovani e nella gestione dello spogliatoio per il momento. Ecco. Questo è quanto. Comincia il corso di patentino. Che bello, però questo, a questo punto non lo faccio insomma durante le vacanze questo. Bello però. Ecco, durante le vacanze questo lo possiamo fare, tipo, questo, perché di solito ho sempre messo il massimo, quelle robe là. Vediamo se dopo c'è, per esempio a Natale c'è riposo. Ecco, vedi qua, ecco, faccio il corso magari. Buono, buono. E dopo d'estate. Comunque ci sono molte novità, gioco come sempre Football Manager, quindi ho già messo tutti i loghi, le magliette, le robe, i nomi ufficiali delle competizioni tipo quindi UEFA Champions League. Ecco tutto quanto, vediamo una cosa però, il Milan come è messo, vediamo un po' le nostre squadre. Sesto in Serie A, vedi, rispecchia perfettamente lo schifo della nostra squadra. Vediamo a quanti punti. A 25, beh, insomma, Napoli primo, la Juve è terza incredibilmente, la Juve di Cristiano Ronaldo. Ok, ok, ok. Vediamo il nostro Leeds. Vaffancuore. Nono. Nono posto del Leeds e dolcis in fondo il nostro Venezia. 14esimo. Dobbiamo seguire tutto perché potremmo anche chiedere di andare al Venezia, anche il Verona è tipo messo male, era 15esimo, adesso si è ripreso, però mi hanno rifiutato. Va bene, va bene. C'è ancora grosso comunque, ok. Perfetto. Buono raga, quindi questo diciamo, ho fatto il recap della situazione. Dalla prossima live su Twitch carico direttamente la live così ve la potete guardare anche su YouTube. Chi ha piacere, ripeto, il link sotto a sto video in descrizione. Si può iscrivere a Twitch, mi può seguire anche là per provare questa nuova avventura. Ripeto, YouTube comunque rimane il canale di riferimento, questo è poco, ma sicuro. Raga, sotto il comando del veneziano. Ciao!